Benvenuti, oggi è l'ultimo giorno dell'anno, martedì 31 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 16:51. La luna si leva alle 7:59 e cala alle 17:13. Oggi appunto è il giorno di San Silvestro. Il nome Silvestro deriva dalla parola latina silva, ovvero selva, bosco, quindi significa abitante del bosco. Oggi 31 dicembre è l'ultimo giorno dell'anno. Tantissime le diverse celebrazioni che ruotano attorno a questo giorno speciale in giro per il mondo. Ad esempio, una delle tradizioni americane più note che abbiamo imparato a conoscere fin da piccoli guardando i film e le serie TV americane è quella di baciare chi si ama sotto il vischio allo scoccare della mezzanotte. In Spagna la tradizione vuole che durante la Nochevieja si lasci l'anno vecchio e si accolga quello nuovo mangiando 12 chicchi d'uva, uno per ognuno degli ultimi 12 rintocchi di campana che segnano la mezzanotte del 31 dicembre. Chi riesce nell'impresa si assicurerà fortuna e prosperità per il nuovo anno. Anche il popolo danese si rivela molto scaramantico. Dopo il cenone, infatti, ogni commensale salta giù dalla sedia per simboleggiare l'uscita dall'anno vecchio e l'entrata in quello nuovo. Dopo la mezzanotte, inoltre, per allontanare gli spiriti malvagi è tradizione lanciare vecchi piatti e bicchieri contro la propria porta e quella di parenti e amici. Compie 87 anni l'attore britannico Anthony Hopkins, fuori classe della recitazione. Dopo una lunga gavetta tra teatro e TV, è esploso al cinema vincendo l'Oscar per il cannibale Hannibal Lecter nel film Il silenzio degli innocenti. Nel 2020 è il protagonista di The Father, Nulla è come sembra, che gli vale l'Oscar al miglior attore protagonista. A 83 anni è il più anziano interprete ad aver vinto l'ambitissima statuetta. Sono 59 gli anni per lo scrittore statunitense Nicholas Sparks. Tra i suoi maggiori successi si ricordano Le pagine della nostra vita, Le parole che non ti ho detto e I passi dell'amore. Molti dei suoi libri hanno avuto un adattamento cinematografico con coppie di protagonisti come Kevin Costner e Robin Wright e Richard Gere e Diane Lane. Infine auguri a un altro attore britannico, Ben Kingsley, oggi 81enne. L'apice della sua carriera è l'interpretazione di Gandhi nel 1982, ruolo che gli è valso l'Oscar. Nel 2021 veste i panni di Trevor Slattery nel film Shang-Chi e La leggenda dei 10 anelli. Nella notte tra il 31 dicembre 1861 e il 1 gennaio 1862, a 9 mesi dalla nascita del Regno d'Italia, i cittadini provarono a contarsi e a tracciare una prima radiografia della popolazione, suddivisa per sesso, età e stato civile. Stiamo parlando del primo censimento. I successivi vennero effettuati con cadenza decennale. Ma sapete qual è la stanza migliore della casa in cui collocare il router Wi-Fi? Come si può facilmente immaginare, l'ideale sarebbe di posizionare il router in un punto centrale della casa, ma questo non basta. Per evitare di dover affrontare la lotta contro l'angolo o la stanza dove non prende il Wi-Fi, si deve posizionare il dispositivo lontano da ostacoli fisici, quindi muri particolarmente spessi, ma anche da vari elettrodomestici che entrerebbero in interferenza, causando il cosiddetto rumore elettromagnetico. Buongiorno ai 12 e buon ultimo dell'anno a tutti i segni zodiacali. Come passerete questa vigilia del nuovo anno? Scopriamola insieme. Ariete, avete deciso di passarla sicuramente con il partner, ma un po' meno in intimità. Anche vedere qualche amico, partecipare a qualche cena sarà sicuramente gradevole per voi, ma poi dopo la mezzanotte si batte in ritirata perché avete bisogno di consumare il vostro amore.
Toro, giornata oggi molto particolare, bellissima luna nuova in Trigono vi stimola comunque a voler passare questo ultimo dell'anno assieme alla persona del cuore. Non tralascerete sicuramente gli impegni familiari, ma dopo la mezzanotte vivrete una magia che vi farà sentire parte di qualcosa di importante. Gemelli, la giornata di oggi prevede una riflessione un po' su tutto l'anno, ma soprattutto su ciò che volete abbandonare, su ciò che non volete che venga con voi nell'anno nuovo. Oggi rifletterete bene su tutto quello che potreste assolutamente disfare senza colpo ferire. I vostri affetti vi aiuteranno a decidere qual è la cosa che vi fa stare meglio. Cancro, stupenda questa formazione della luna nuova in Capricorno in opposizione ed è tutta volta alla coppia, al proiettarvi nella coppia, a volere qualcosa di più e a fare qualcosa di più in questo momento zodiacale così importante in cui vedrete trionfare sicuramente la forza della vostra relazione. Leone, oggi è una giornata fatta di grandi propositi, di grandi intendimenti e anche di programmaticità, proprio perché per l'anno nuovo volete essere nuovamente ambiziosi e di nuovo protagonisti della vostra dinamica sociale, lavorativa e sentimentale. Volete comunque creare le condizioni per vivere un po' meglio l'amore e creare dei progetti che siano un po' più indipendenti. Oggi vi concentrerete su questo. Vergine, assolutamente meraviglioso questo stato di grazia regalatovi da questi giorni dalla Luna, che prevede comunque il concentrarsi sull'amore. E volete proprio che l'anno prossimo sia fatto di sentimento e tale sarà. Bilancia, la vostra giornata oggi con questa luna in quadratura prevede una certa attenzione nei confronti dei familiari. Oggi preferirete stare al sicuro e sentirvi protetti e proteggere le persone che amate. Stranamente oggi siete più disposti a rinunciare un po' alle mondanità per concentrarvi su quelli che sono i vostri aspetti primari. Scorpione, stupenda la luna che vi riempie di inviti e di cose anche un po' stravaganti e divertenti da fare. Perché no, lanciatevi cari Scorpione, è il vostro momento, quindi fate del vostro meglio per sorprendere tutti e passare una magnifica serata. Sagittario, per voi e con gli amici assolutamente la presenza di qualcuno crea la magia delle feste. Quest'ultimo dell'anno lo passerete ad un affetto di sempre e in compagnia di altri amici. Divertitevi. Capricorno, una giornata oggi all'insegna della rinascita. La luna nuova che brilla nei vostri gradi vi dà luce e vi dà soprattutto una percezione importante di voi stessi. Siete fondamentali nelle vite di chi amate e oggi vi verrà restituita tutta questa importanza. Acquario, una giornata decisamente illuminante proprio perché oggi farete delle considerazioni molto sornione. Oggi siete divertenti, allegri e soprattutto allietati da una corrispondenza d'amorosi sensi che non si vedeva da un po' nel vostro cielo, quindi godetevi l'amore e pensate al futuro. Del resto è la vostra specialità. Pesci, giornata molto intensa e interessante. Oggi dovrete essere un po' più mondani del solito e coinvolgere anche il partner e parte della famiglia in questo. Magari un bel cenone, magari una bella occasione mondana. Oggi sicuramente avrete voglia di qualcosa di glam e gli astri brilleranno per voi. La crisi arrivava da lontano, ma per convenzione lo scioglimento dei Beatles è datato il 31 dicembre 1970, quando venne avviata la causa in tribunale. A promuoverla fu Paul McCartney contro il parere degli altri tre, che avrebbero voluto continuare. Il giudice decise però che la richiesta di McCartney era legittima. Ma sapete perché si dice non avere voce in capitolo?
Nel Medioevo il capitolo era l'assemblea di monaci che avveniva una volta al giorno per prendere decisioni importanti. La riunione si svolgeva in una sala chiamata appunto sala capitolare e benché potessero accedervi tutti i monaci, solo alcuni avevano diritto alla parola. I novizi e coloro che si erano dati alla vita monastica solo in tarda età non potevano esprimersi. Dunque non avevano voce in capitolo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Dietro un'esistenza apparentemente regolare come professore dedito agli studi latini, Giovanni Pascoli nascondeva un lato nevrotico. I tanti lutti familiari furono ferite di cui il poeta non si liberò mai. Finì anche in carcere per atteggiamenti sovversivi legati al socialismo anarchico al quale si avvicinò. Ci salutiamo con la frase del giorno. Quando un italiano mi dice che c'è della pasta sul mio piatto, controllo sotto la salsa per esserne sicuro. Questa era l'ultima puntata del 2024, ma non preoccupatevi, non vi lascio soli, ci vediamo domani per iniziare il nuovo anno insieme. Ringrazio tutti voi che ogni giorno ci seguite ed è proprio per voi che non ci fermiamo mai. Buon ultimo giorno dell'anno e buona giornata dalla vostra Martina.